Allora, dico do robe su scuola umanistica e dopo tacchemo con la conferenza. Allora, mi sono il direttore della didattica di scuola umanistica, perché non devi altri già la conosce. Scuola umanistica, è un istituto per la difesa e la promozione della cultura classica che le sta fondando nel 2019. E quello che ne cava fuori, diciamo, dalla maniera solita di insegnare latino e greco, perché se qui in pratica che insegniamo latino e greco, se che insegniamo la letteratura latina in latino e quella greca in greco. E qua qualcuno dirà, ma allora cosa c'entra il Veneto? Diciamo che gli altri che abbiamo fondato, me e il mio socio che abbiamo fondato scuola umanistica, abbiamo diciamo, specifica subito che scuola umanistica la Gavaria porta avanti anche la cultura veneta, perché essendo sta fondata in Veneto, a Padova, scuola umanistica, diciamo, abbiamo pensato che il fatto che, diciamo, che la missione diciamo, che siamo messi davanti agli occhi di portare avanti la conoscenza del latino e del greco perché si capace più coscienza del passato, la si combinasse bene con la battaglia, diciamo, che si può chiamare anche così, perché diciamo, i veneti hanno sempre più coscienza della sua lingua, dell'importanza di questa lingua e far conoscere anche la letteratura che è stata scritta in Veneto e diciamo quello che è sta roba che noi altri parliamo, perché siamo in tantissimi a parlarla, ma in pochi a rendersi conto di cosa che è, perché sappiamo che in tanti casi viene considerata anche un pochettino con la connivenza di tanti accademici, dialetto. Dialetto normalmente è un termine pericoloso, nel senso che il porta, diciamo, e sbassa, anche se tanti dicono di no, ma sbassa il livello della lingua, se dà l'idea che il Veneto si sia derivato dall'italiano, ma non la è così. Il Veneto è una lingua autonoma, come il napoletano, il siciliano, il catalano, l'occitano e avanti così, e per gli altri la roba importante è far capire sta roba qua e magari dargli anche ai veneti, meglio fargli venire voglia ai veneti di scoprire la sua cultura e la sua letteratura che la va dal 200 fino al di ancora. Allora, dico do robe, lingua de ogni savor è il titolo di questo seminario. Perché lingua de ogni savor? Diciamo che sto titolo ne viene da una poesia di Mafio Venier, che ha scritto, è un poeta veneziano del Cinquecento, e lui scriveva, e ha scritto di un componimento più di un componimento intitolato Nove Maravegge. Nove Maravegge. E c'era componimenti in dove che lui, diciamo, e spiegava qualcosa che scriveva in veneziano e non in toscano, che era una lingua che l'attaccava a ciaparpie come lingua letteraria, c'era no come lingua parlata, perché era una lingua letteraria. E lui che aveva da diciamo, spiegare il motivo di questa scelta di dire Mister Nisso di scrivere in veneziano. E dice, questa è una lingua che è di ogni sapore, in dove chi se vorrà scrivere toscan bisogna per il più parlare di amore e sta qua, quella che parlo mi, il veneziano, la è una lingua di ogni sapore, vuol dire non si può solo scrivere di amore, si può scrivere di tutto. Il toscan che al tempo, il toscan quando che scriveva lui, era una lingua, diciamo, in qualche maniera già un pochettino morta, cioè era una lingua la vera lingua dei petrarchisti, la permetteva di scrivere de amor e di quelle robe lì, quello che si leggeva delle opere dei poeti, invece il veneziano la era una lingua di ogni sapore. Allora gli altri, ciapando spunto da sto componimento de Venier, abbiamo pensato di chiamare sto seminario Lingua di ogni sapore. Vi adesso vi parlo un attimo di un esperimento che abbiamo fatto con l'umanistica, di doparare il Veneto con la lingua veicolare all'interno del Veneto, insomma, su un percorso di studi, in sto caso, di studi diciamo più legati al greco e al latino. Adesso vi faccio vedere, voglio darvi un attimo il sapore di quello che abbiamo fatto e dopo
che dago parola ai relatori, perché sta qua che faccio una piccola introduzione, de modo che chi che si deve ascoltare possa avere un'idea di cosa che potrebbe voler dire insegnare effettivamente il Veneto, insegnare il Veneto, o meglio, doparare il Veneto con la lingua veicolare all'interno di un percorso. Allora, gli altri, con scuola umanistica e con Veneto Nuovo e Reise Venete, abbiamo fatto partire in febbraio, il 27 di febbraio, è un corso che si andava avanti fino al 18 di aprile, un corso che si chiamava in italiano Antichità Venete, in Veneto si chiama Antichità Venete, che diciamo, esista un percorso attraverso diciamo, l'immagine, o meglio, come che i romani e i greci vedeva i veneti, o meglio, la storia dei veneti, diciamo, contà guardando gli autori greci e latini. Siamo partiti dalla leggenda di Antenore, la storia che verrà raccontata Menego nel suo intervento. Abbiamo visto come sta storia la si caccia apparente in tutta una serie di discorsi, diciamo, di ideologie greche, romane e avanti così, come che diciamo, la Zendarento della storia della, de Roma, sta leggenda di Antenore, la che forma diciamo, l'immagine dei Veneti e la restante, la coscienza storica dei Veneti fin, diciamo, a quando che non si è venuto la Repubblica. Abbiamo parlato della leggenda di Antenore e dopo che abbiamo letto testi sulla Venezia antica, vuol dire sulla Venezia, diciamo, abbiamo letto qualcosa sui, appunto, sui Veneti antichi, su una serie di storie che si conta da Tito Livio, da Svetonio, da Versilio, da vari autori, e anche da autori greci, da Strabon, da Sofocle, e uno, diciamo, adesso vi faccio vedere, giusto appunto per farvi fare un attimo il sapore di quello che abbiamo fatto, uno degli esercizi che abbiamo fatto, tra gli esercizi che facevamo, era sto qua, di leggere un testo in latino e di fare, diciamo, delle traduzioni, o meglio da completare, delle traduzioni in veneto. Gli altri, adesso qua ve lo faccio vedere come che si sta completando, tanto che già devo farlo, ma il lavoro che facevamo già era di leggere il testo in latino, e non già era importante che non sapessi il latino o il greco, perché come che vedi, in tanti casi, anche chi che non lo aveva studiato, lo doveva studiare, lo doveva smentigare, dopo già era buono, diciamo, avendo davanti una certa parola latina, decapare poi a veneta corrispondente. Allora è stato un esercizio che ho visto tanti mi hanno detto che anche se non sapeva il latino, esiste buoni di capire e di fare questi esercizi qua. Allora, per esempio, una parola come giusta, che abbiamo fatto iusta in latino, abbiamo fatto la traduzione con darente, rente, visin, per esempio, oppure, e avanti così. Ovviamente leggerà sempre letture collegate diciamo, al tema che Geremo di trattare, anche qua summus, numerus, il più alto, il più grande, e avanti così, P a sé, abbiamo fatto tutta una serie di ragionamenti di questa sorte qua. Questo è uno degli esercizi che abbiamo fatto. Un altro tipo di esercizio che abbiamo proposto ai nostri, a cui che già devo ascoltarne, era di fare delle descrizioni da sottoposte, le faceva Lori, diciamo, fa la lezione, e gli altri che facevamo in questo caso, abbiamo fatto vedere questa sommeia, questa figura, queste quali le tre moire, diciamo, le cascava bene in quel momento lì, perché abbiamo appena parlato di Reitia, la divinità veneta, che le ha delle caratteristiche che, diciamo, le pare che tira vicino a quelle delle moire, e come che vedi, abbiamo da un schema, per, diciamo, delle linee guida per fare una descrizione, e dopo abbiamo messo, per esempio, delle parole che magari adesso le veniria al posto di queste chiste do pararia delle italianate, si diria magari invece di dire a Mansanca si diria a sinistra, invece di dire a Mandriga si diria a destra, e avanti così. A volte che si delle parole che si conosce poco perché magari le si liga a dei mestieri che noi si fa più, per esempio indevenar, che vuol dire dipanare, l'italiano dipanare,
non si fa più sta roba perché diciamo, quel tipo di la filatura alla vecchia non si fa più e allora abbiamo da la parola giusta. Oppure gemo, che è una parola che si adopera ancora, ma magari tanti disegumitolo doparando la forma italiana. Questo è un esempio di esercizio che abbiamo da e adesso vi faccio vedere, questo è un altro esercizio di questa sorte, sempre sta fatto con delle figure e dopo vi faccio vedere qualche testo che sta scritto da chi ascolta le lezioni, tutti i testi bei assà, fatti ben, per bon, e per farvi qualche esempio, questo qua è stato scritto da un nostro corsista e amico anche da Castelfranco, da Casteo, e abbiamo fatto anche questo, ne ha permesso anche di fare i confronti tra le varie parlate. Questo per esempio, la descrizione di questa figura che è Gerion, è stata fatta in castellano, appunto per la parlata di Castelfranco, di Casteo. Sta descrizione è stata fatta in veronese, e, come che vedi le parole le scette, le be e il gusto, no? Per il gusto del letterario, che la una roba che dà l'idea di come che di cosa che vuol dire fare letteratura in Veneto, e anche qua abbiamo invece una versione la descrizione della stessa figura in veneziano. Allora, questo per dire come che abbiamo lavorato, degli esempi dei lavori che abbiamo fatto, e sta bene perché tutti che abbiamo imparato, diciamo che mi ho fatto le lezioni, ma imparavo perché è chiaro che vedendo le varie possibilità di dire la stessa roba in veronese, in castellano, in veneziano, in bellumato, in bellunese, in rovigotto, insomma, si impara tanto. Abbiamo fatto, tra le altre robe, diciamo, quasi sta la coa del corso, abbiamo fatto capire cosa che diciamo che il Veneto è una lingua, può darissimo dirlo senza far vedere sta roba qua, ma abbiamo fatto vedere come che il latino si evolvesse in tutte le lingue romanze che parliamo di un po', abbiamo fatto vedere la differenza tra la Romagna deponente e la Romagna del Levante, e abbiamo fatto vedere per esempio che il Veneto fa parte della famiglia delle lingue romanze de Ponente, invece il toscano, l'italiano, e fa parte di quelle del Levante, per esempio. E abbiamo fatto vedere tutta una serie di aspetti che i tiene insieme le lingue de Ponente, che le mette contro quelle del Levante, che le è differenti. Per esempio, qua abbiamo fatto degli esercizi, insomma, da vedere come che dal focum del latino volgare, che sarebbe focus al nominativo, ma qua abbiamo indicato, diciamo, l'accusativo per latino volgare, come per esempio questa parola dopo diventa fuoco in italiano, foc in romain, e dopo che avevamo spagnolo, francese, portoghese e il veneto che ha fuoco, abbiamo fatto vedere, diciamo, questi fenomeni, abbiamo lavorato su questi fenomeni. Dopo che abbiamo fatto anche prove di lessico, e che abbiamo fatto vedere per esempio come stessi meccanismi da vita, diciamo, a dei fenomeni interessanti anche dal punto di vista della conservatività del Veneto, sotto certi punti di vista, e si chiede come parlare dei frutti, che sono particolarmente conservativi in Veneto, e dopo qua abbiamo parlato della pua o piavola, che sarebbe in italiano la bambola, che abbiamo fatto vedere come che la si collega al latino, qua che c'è tutta una serie di discorsi interessanti che si può fare. Abbiamo anche letto diciamo, dei tocchi da Rusante che era collegato che era legato a diciamo, quello che disegniamo, per esempio la storia di Antenore, e tra le altre robe che abbiamo fatto anche, diciamo, che abbiamo imparato anche delle parole del venetego, della lingua indoeuropea che la veniva a parlare anche le Venezie, avanti che arrivasse il latino, e tanti si godù a fare questo tipo di esercizio che appunto, se per esempio, beh, in certi casi è facile, per esempio murtuos in venedico vuol dire morto, equus vuol dire cavallo, che fa in latino, per esempio, e dopo insomma abbiamo fatto tutta una serie di discorsi sul venedico, e anche abbiamo fatto anche degli esercizi di scrittura.